Noi come regioni stiamo cercando di avere invece maggiore autonomia, di distinguere in modo netto i ruoli senza che ci siano sovrapposizioni e senza assistere, come abbiamo visto negli ultimi anni, all'impugnativa del 30% dei provvedimenti regionali che vengono fatti, ma soprattutto vogliamo chiarezza. Come Regione del Veneto vogliamo anche che sia sminuita quella specialità di determinate regioni che logicamente nel caso nostro specifico è una concorrenza slealissima con i nostri imprenditori, con tutta la nostra società e tutta la nostra organizzazione. Però le regioni autonome su questo tengono fermo e anzi la posizione anche l'hanno ribadita e gli viene riconosciuta ancora. Ognuno difende i suoi interessi, diciamo così, ma sicuramente anche noi tendiamo ad avere maggiore autonomia e soprattutto la garanzia di maggiori risorse. Non indipendenza come qualcuno sostiene invece. Ma io credo che abbiamo visto anche gli fatti della Catalogna ultimamente, credo che l'indipendenza al di là di quella che è la legittima richiesta di ognuno di potersi pronunciare sia un miraggio. Ecco, io credo che potremo lavorare tutti assieme anche attraverso questa richiesta di indipendenza che può essere da stimolo e soprattutto aiutare per avere sicuramente maggiore autonomia. Sulla riorganizzazione degli enti locali nel territorio, una revisione un po' complessiva di tutta la macchina, anche vedendo cosa si sta facendo con le province, lei che ne pensa? Una riorganizzazione, una riforma capillare deve essere fatta. Purtroppo è fatta troppo parzialmente e a senso unico. Io credo che una riforma deve essere globale, a partire dai vertici, dal governo, dai ministeri, arrivare fino ai piccoli paesi. Dobbiamo arrivare anche ad avere un accorpamento, una fusione tra i piccoli comuni perché da soli non rimangono più in piedi. Questo a parer mio deve essere fatto per legge. Troppi ruoli che si sovrappongono spesso e volentieri? Sì, ci troviamo che lo stesso territorio partecipa a organismi diversi, invece l'organizzazione deve essere fatta in modo piramidale e soprattutto a modo di matriosca in cui ognuno è inserito in un contenitore più grande.